che invece sta facendo appunto questa politica, questo cambio di atteggiamento, sta senz'altro smuovendo l'Europa, perché questa cosa non verrà risolta finché l'Europa tutta non si impegnerà su questo fronte, perché se viene lasciata appunto la questione, l'Italia che abbassa la testa, che anzi porta a svendere più flessibilità economica, come è stato fatto, come è stato dimostrato anche dall'ex ministro, questa volta sì, Bonino, che lo ha ammesso. Noi abbiamo barattato al tempo del governo Renzi flessibilità con una presa di responsabilità sul fronte migratorio molto più impegnativa, e questo ce lo stiamo portando avanti anche durante questi primi mesi appunto del governo, perché ci sono certi accordi che appunto non scadranno prima di fine anno, e quindi siamo anche da quel punto di vista, ci sono queste ambiguità sugli importi eccetera, perché ci sono degli accordi internazionali presi all'epoca che costringono l'Italia ancora a fare determinate cose e un determinato impegno sul fronte appunto dell'accoglienza. Però questo deve assolutamente cambiare, e sta iniziando in effetti a cambiare con un cambio di atteggiamento da parte degli altri paesi europei. Quello che è successo sulla redistribuzione immediata sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa. Certo, Minniti ha iniziato questo percorso, io appunto l'onestà la applico prima di tutto intellettualmente, quindi quando riconosco che qualcuno, anche se appunto è di un altro schieramento politico, ha fatto comunque qualcosa di buono, lo riconosco. Quindi è iniziato sicuramente con Minniti questa riduzione dei nostri arrivi, però la responsabilizzazione dell'Europa intera, quella manca ed è tutta da costruire, quindi su questo assolutamente ci dovrà essere un impegno, e quello darà la garanzia ai cittadini italiani ed europei tutti che appunto la questione può andare verso una risoluzione. Su invece i fatti più strettamente legati all'attualità, appunto di questa donna e questo bambino, del ritrovamento eccetera, e sulle ONG, dobbiamo dire che finché ci saranno navi che partono, ci potranno essere appunto persone che finiscono appunto per morire nel Mar Mediterraneo. Come giustamente si diceva prima, adesso si fa uno scandalo su due persone che, per carità, hanno tutta la dignità e il massimo rispetto, ripetiamo, è una mamma, probabilmente è il suo bambino, e anche se appunto non è che due sia più o meno tragico, però prima appunto parlavamo di intere navi che naufragavano, appunto intere navi. Ricordavamo ieri il peschereccio con 650 migranti che appunto rischiavano di morire in mare, appunto, e non c'era nessun Saviano all'epoca, mi ricordo, a stracciarsi le vesti e a dire ministro X sei un ministro della morte eccetera. Vorrei solamente che appunto ci riportassimo un po' più tutti quanti con un'obiettività a capire qual è l'origine del problema, che ripeto è di non farli partire, è di dare all'Europa maggiore impegno sul territorio di provenienza. Se spendiamo le risorse che abbiamo speso finora per l'accoglienza, per mantenerli qua in dei lager, in dei ghetti, in delle strutture che sicuramente non scappano dall'Africa per finire rinchiusi appunto in questi recinti ad essere ammassati, però se noi avessimo speso quelle risorse nel loro territorio, molto probabilmente non sarebbe partito quasi nessuno. Là servono scuole, servono strade, servono ospedali. Quello bisogna dare, non bisogna dare false prospettive che li mettono in mare su dei gommoni, perché l'effetto che hanno avuto le ONG, che prima partivano su delle navi di ferro e che erano appunto capaci di arrivare fino a Lampedusa, adesso partono quasi con dei canotti, tanto sanno che appunto a distanza di vista d'occhio qualcuno li pesca.